Buongiorno, buongiorno, buongiorno e benvenuti a un'altra trasmissione di Attenti a quei due qui in via Bellerio 1 in studio 2 con la voce che sentite come consuetudine è quella di Alessandro Branduardi della Chiarella e quella che non sentite ma sentirete fra poco è quella di Andrea Dondè, sempre dalla Chiarella. Oh, buongiorno Andrea, benvenuto, grazie per essere qui con me oggi e con il nostro ospite che vi diremo fra pochi minuti chi è. Grazie per aver sopperito all'assenza del mio socio storico, l'Andrea Villa, che saluto e ringrazio e gli faccio un caloroso abbraccio perché lo aspettiamo martedì prossimo, come al solito, in trasmissione qui con noi a Radio Padania Libera con Attenti a quei due. Ma carissimo Andrea, oggi è una trasmissione molto, molto fitta e molto, molto intensa. Ecco, dobbiamo parlare di un argomento importante e quindi direi di non perdere tempo e di andare subito a tracciare quella che sarà la nostra mattinata, ricordando quelli che sono stati i temi delle ultime puntate che abbiamo trasmesso qui su Radio Padania, Radio Padania, che termina oggi con il suo palinsesto natalizio e che ricomincerà finalmente da domani con il palinsesto consueto, il solito. Ecco, nello speciale di martedì 30, di che cosa abbiamo parlato, Andrea? Allora, abbiamo parlato del decreto Sblocca Italia, che è stato varato dal governo Renzi, che all'articolo 35 prevede di destinare l'immondizia delle regioni meridionali agli inceneritori del nord. Esattamente, e poi nella puntata di San Silvestro abbiamo fatto un resumé del 2014 con l'oroscopo del Villa e l'intervento in diretta ai nostri microfoni del Doge Luca Zaia, del direttore Alessandro Morelli, del nostro responsabile economico Claudio Borghi Aquilini, del nostro capogruppo alla Camera Massimiliano Fedriga, di Riccardo Molinari, vice segretario federale, di Paolo Grimoldi, del presidente dei senatori Gianmarco Centinaio, dell'eurodeputato l'intramontabile Mario Borghezio del nostro candidato governatore Alan Fabbri, di Marco Rondini, l'onorevole Marco Rondini, e del grandissimo governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni. Ringraziamo ancora tutti per la disponibilità che ci hanno dato a essere qui ai nostri microfoni, appunto, e insomma per la piacevole sorpresa che ci hanno fatto. E niente, è stata una bella puntata, è andata bene, c'era sempre con noi il mitico regista Roberto Colombo, che anche oggi è dall'altra parte del vetro, che lo salutiamo e lo ringraziamo sempre per la sua immensa e infinita pazienza. Ecco, salutiamo e ringraziamo anche il nostro ospite di oggi, che è qui in studio con noi, che finalmente vi presentiamo, che è l'onorevole Marco Rondini. Buongiorno Marco. Buongiorno a te, ad Andrea e naturalmente a tutti i radioascoltatori. Ecco, caro Marco, oggi qui sei in studio con noi perché è un tema che è già da un po' di tempo che vogliamo affrontare. Finalmente abbiamo trovato la giornata giusta per affrontarla, che è quella di oggi, che è un'altra trasmissione speciale, che anziché durare solamente un'ora come consuetudine durerà 2 ore, e così avremo appunto il tempo e la possibilità di affrontare questo argomento molto corposo, che è l'introduzione del reato di omicidio stradale e dell'ergastolo della patente. Ecco, e Marco Rondini, che abbiamo qui oggi con noi, è un po' il padre di questa legge, un po' l'ideatore che dagli albori ha portato avanti insieme ad altre persone questa importante iniziativa. Ma mi corre l'obbligo, visto e considerato anche l'argomento, se vogliamo, calzante, di fare un saluto molto importante a degli amici e dei fratelli che questa mattina hanno il compito di aiutare chi più ha bisogno. Spesso e volentieri sono persone che si trovano a soccorrere le vittime di incidenti stradali, persone che soccorrono sicuramente con professionalità, ma soprattutto con spirito caritatevole, da volontari, senza chiedere nulla a nessuno, perché credono in quello che fanno e nel motto associativo appunto della nostra associazione, che di fatto è la Croce Bianca di Milano, motto associativo che è ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi saluto e ringrazio i miei colleghi che ho lasciato questa mattina operativi in servizio con la macchina del 118, quindi grazie a Giulia Cecilia, a Luciana, a Jackie, a Alberto Roberto, a Stefano, Matteo, a Cristiano e alla nostra new entry, la Chiara. A tutti voi un in bocca al lupo per questa mattinata di lavoro, per questa mattinata di volontariato,
e un grazie a tutti i volontari, anche delle nostre consorelle e in generale tutti i volontari che in Italia, anche in questa mattinata dell'Epifania, che è una mattinata di festa, invece di fare qualsiasi cosa, i cavoli loro, sono lì a prestare il proprio servizio, la propria opera veramente a chi ne ha bisogno. Grazie di cuore a tutti quanti. Bene, proseguiamo con la nostra trasmissione e prima di partire con la prima domanda al nostro ospite, andiamo con il nostro primo contributo della mattinata. Ascoltatelo con attenzione. Nel 2011 le vittime della strada sono state 3.860, i feriti 292.019. Tra i morti 2.690 erano conducenti di un veicolo e nel 37% dei casi erano ragazzi tra i 20 e i 39 anni. Gli indici di mortalità più alti vengono toccati nelle notti del fine settimana, 3,8 morti per 100 incidenti la domenica tra le 22 e le 6 del mattino, 3,6 il venerdì e 3,5 il sabato notte negli stessi orari. La causa di questi incidenti sono soprattutto causati dalla droga. Le droghe, ma anche gli psicofarmaci, modificano il comportamento del cervello e dell'intero organismo e finiscono per causare l'effetto opposto a quello per il quale sono state assunte. Gli allucinogeni sono di origine sia naturale come la mescalina, sia sintetica come l'LSD e provocano uno stato di eccitazione e perdita del controllo dei propri limiti. L'ecstasy è un'anfetamina con spiccato effetto allucinogeno e può indurre aggressività. Al termine dell'effetto si avverte di colpo stanchezza e sonnolenza. Poi ci sono gli oppiacei. Con questo termine sono indicati l'oppio e i suoi derivati, principalmente morfina ed eroina. Gli effetti sono la diminuzione dei riflessi e i deficit sensoriali, fino a 6 ore dopo l'assunzione. Oltre alle droghe, anche l'alcol è il nemico dichiarato di chi si mette alla guida di un veicolo a motore. Il tasso alcolemico consentito per guidare è dello 0,5. L'alcol ha un effetto sedativo e riduce la vigilanza, crea euforia e rende temeraria la guida. Esagera la fiducia nelle proprie abilità, falsa la percezione delle distanze e della velocità. Ecco, come avete potuto sentire, insomma, stiamo parlando di un argomento che non è proprio da sottovalutare e che incide fortemente sullo stato psicofisico di una persona che si mette al volante di un veicolo a motore. Direi, Andrea, vogliamo procedere? Vuoi fare una domanda tu a Marco per iniziare? Partiamo con la prima domanda. Allora, oggi è il giorno dell'Epifania e qui a Radio Padania Libera si trasmette ugualmente Attenti a quei due, e lo si fa per trattare un argomento di cui se ne parla poco, troppo poco, ma che potrebbe cambiare le sorti di ogni utente della strada: il reato di omicidio stradale volontario ed ergastolo della patente. Un'idea che non vuole essere un semplice deterrente, ma una rivoluzione culturale. È così, Marco? Sì, è così. Intanto una breve premessa. Noi abbiamo depositato come gruppo parlamentare una proposta di legge con la quale appunto andiamo ad introdurre, chiediamo che vengano introdotte delle sanzioni molto più pesanti per coloro i quali si pongono alla guida sotto effetto di alcol e droga e, ponendosi alla guida sotto effetto di alcol e droga, causano la morte di innocenti. Nel corso di questi anni siamo intervenuti facendo accogliere due principi fondamentali come appunto l'ergastolo della patente e l'eventuale modifica del codice penale per introdurre una nuova fattispecie di reato, cioè l'omicidio stradale, all'interno del codice penale nella legge delega che oggi si trova in discussione al Senato. Siamo riusciti a farla inserire nel corso dell'iter di discussione della legge delega in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. Oggi va ricordato intanto che il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione della strada è stato oggetto in passato di interventi, è stato uno dei primi provvedimenti adottati dal governo Berlusconi. Le modifiche hanno consentito di aumentare i termini di prescrizione, così da non temere i rischi di inefficacia dei processi penali. Tuttavia le sanzioni, seppur aumentate, di fatto non hanno intaccato la configurabilità del reato a titolo di colpa. Oggi è contestato l'omicidio colposo alla persona che sotto effetto di alcol e droga guidando uccide una persona, e quindi l'assumere droga e o alcol viene considerata quasi alla stregua di una attenuante, mentre noi riteniamo che debba essere considerata un aggravante. Certo. E quindi alla persona non può essere più semplicemente contestato l'omicidio colposo. Noi riteniamo che
sia opportuno oggi ed è necessario oggi una configurazione autonoma del reato nel quale la condotta associata, cioè la conduzione del veicolo associata al consumo di droga e alcol, assume la veste di reato voluto. Quindi colui il quale si pone alla guida di un autoveicolo non può non sapere che potenzialmente diventa un assassino se si pone alla guida di un veicolo dopo aver assunto alcol e droga. Come spesso dicono le associazioni dei parenti delle vittime, che ha ragione, il porsi alla guida in quello stato da parte di una persona presuppone che questa persona sia potenzialmente un assassino. Ecco, Marco, parleremo anche dell'associazione parenti delle vittime nella seconda parte della nostra trasmissione, ma facciamo un passo indietro e andiamo per ordine. Quindi questa legge, tu dicevi poc'anzi che è stata presentata ancora parecchio tempo fa, quando c'era l'ultimo governo eletto dagli italiani, che era poi di fatto quello di Silvio Berlusconi, e in alleanza con la Lega Nord. Allora, quindi un percorso che parte, direi, da lontano, e quindi l'idea di fare questa proposta non è proprio recentissima. Quali sono stati i principali ostacoli che hai trovato lungo la strada dell'iter, che è ancora in cammino, sta ancora macinando giornate in commissione piuttosto che in aula, votazioni eccetera eccetera? Allora, l'iter per l'eventuale approvazione della nostra proposta di legge non è ancora cominciato. Diversamente invece il governo, dopo quanto annunciato da Matteo Renzi quando ha ottenuto la fiducia alla Camera e al Senato, nel discorso di insediamento lui aveva fatto riferimento all'introduzione dell'omicidio stradale, facendo riferimento al caso di un ragazzo ucciso a Firenze da un pirata della strada. Uh-huh. A seguito di quelle dichiarazioni, di fatto in Commissione Trasporti ha preso il via la discussione e l'iter per l'approvazione di una legge delega al governo per modificare il codice della strada. All'interno di questa legge delega di modifica del codice stradale è stato introdotto, come dicevo prima, un emendamento approvato, un emendamento presentato da me e quindi dalla Lega Nord in Commissione Trasporti, che di fatto introduce l'ergastolo della patente, cioè colui il quale uccide una persona sotto effetto di droga e o alcol, gli sarà tolta la patente a vita e Bene. Se uno non l'ha non potrà più conseguirla. Questo reato è introdotto e diventa pena accessoria, così è scritto nella legge delega, a seguito della modifica del codice penale che va ad introdurre una nuova fattispecie di reato, e cioè l'omicidio stradale. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Oggi quella legge delega ha fatto il suo percorso all'interno della Commissione Trasporti, è stata approvata in aula alla Camera ed è in Commissione Trasporti al Senato, e là al Senato dovrà finire il suo iter per poi tornare, se modificata, ancora alla Camera, e sui tempi, i tempi sicuramente non saranno brevi, nonostante quanto annunciato spesso da Renzi con i suoi comunicati stampa. Ci auguriamo che non sia l'ennesima riprova di un annuncio che poi non si trasforma in qualcosa di reale, perché se possiamo ammettere che magari l'annuncio fatto su altre materie incide meno sulla pelle dei cittadini, questo annuncio sarebbe un affronto a tutti coloro i quali attendono da troppi anni che finalmente venga fatta giustizia, e cioè che gli si dia una risposta rispetto alla morte di un proprio caro, di un proprio parente. Certo, perché evitiamo, perché Renzi è famoso per far proclami e poi non dar seguito alle parole che pronuncia. Sì, tra l'altro, vabbè, uscendo un attimo fuori tema, Renzi in questi giorni sarà stato il vino delle feste, io non lo so,
propone prima delle leggi, poi dice di non sapere che potevano andare ad agevolare il cavaliere, poi il cavaliere gli risponde, dice no, ma ex cavaliere ormai, no, ma io non potrò beneficiare di questa cosa, poi dopo, insomma, è un continuo dai e metti, togli e fai, non c'è consistenza nella politica del governo. Purtroppo ne abbiamo già avuto ampia dimostrazione nel corso di questi mesi e nel corso di tutto quello che abbiamo potuto vedere e sentire alla televisione, alle radio, leggere sui giornali. Ma è arrivato il nostro primo appuntamento con i consigli per gli acquisti, e quindi, siccome Radio Padania, il borsellino di Radio Padania, ma soprattutto quello del regista Colombo, piange, noi vi lasciamo con i consigli per gli acquisti. ...66 23 44 22. Eccoci qua, bentornati in diretta su Radio Padania Libera. Io sono sempre Alessandro Branduardi e qui con me a co-condurre c'è ancora Andrea Dondè, anche lui della Chiarella, e Marco Rondini, nostro ospite oggi. Abbiamo anche l'obbligo di salutare tutti i militanti della circoscrizione Naviglio che questa mattina ci stanno ascoltando in massa, visto che siamo tutti e tre militanti della circoscrizione Naviglio. Abbiamo sovraccaricaco le linee del canale YouTube di Radio Padania Libera. Ricordo appunto che potete seguirci per radio, come consuetudine, come la maggior parte di voi fa, oppure sul sito web di Radio Padania Libera, oppure scaricando l'app gratuita di Radio Padania Libera. Caro Andrea, abbiamo per il momento abbiamo chiuso le telefonate per il pubblico, ma abbiamo aperto il numero di SMS al quale potete scriverci fin da subito per esprimere le vostre opinioni, i vostri pareri, le vostre perplessità, le vostre proposte. Qui a Radio Padania Libera in diretta verranno letti e Marco Rondini ascolterà insieme a noi appunto i vostri messaggi che potete scrivere. Ricordiamo il numero che è 346 64 277 56. Molto bene. Allora, fra pochi minuti ascolteremo anche la rubrica del nostro opinion leader Vladimiro Poggi, ma nel frattempo andiamo avanti con l'intervista a Marco Rondini. Allora Marco, diciamo che oggi è necessaria una rivoluzione culturale, una configurazione autonoma del reato associato alla conduzione del veicolo che assume una veste di reato voluto. Tu lo dicevi poc'anzi, ma io citerei che di poter rimarcare questo fatto, perché allora la domanda mi sorge spontanea: possiamo quindi parlare di omicidio volontario o addirittura di omicidio premeditato di chi si mette alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti o comunque sostanze alcoliche? Allora, io ritengo, o meglio, diciamo che le persone dotate di buon senso non possono che concordare con la proposta di punire
punire in maniera più forte chi si macchia di questo reato, perché, come dicevo prima, una persona che assume stupefacenti o è sotto l'effetto di alcol non può non sapere che ponendosi alla guida di un autoveicolo potenzialmente diventa un potenziale assassino. I fatti di cronaca ce lo testimoniano, il recente fatto di cronaca di questi giorni fa tornare di drammatica attualità la questione, quello relativo all'uccisione di un ragazzo ad opera di un pirata della strada a Prato, in quel di Prato. Certo. E ora forse, io ritengo, anzi non forse, sicuramente è ora che le istituzioni preposte diano finalmente una risposta che deve tener conto innanzitutto del risarcimento che il bipede che si macchia di un tale reato deve pagare nei confronti della comunità tutta e della famiglia della persona che ha visto strappare alla vita un proprio caro. Va ricordato che prima mi chiedevi delle difficoltà incontrate nell'iter. In realtà come ti dicevo, la nostra proposta di legge non ha iniziato l'iter, però all'interno della legge delega è stato accolto il principio dell'introduzione dell'ergastolo della patente dell'omicidio stradale. Nel corso dell'esame, in particolare in commissione ma anche in aula, noi abbiamo dovuto ascoltare parlamentari di diverse formazioni politiche che in sostanza bollavano queste sanzioni che noi siamo riusciti a far introdurre all'interno della legge delega come sanzioni draconiane. In sostanza loro ritengono, e naturalmente per dar seguito a questa loro posizione hanno presentato degli emendamenti per chiedere che venisse stralciato quel principio che noi avevamo fatto introdurre. Loro ritengono che sia più importante recuperare alla società colui il quale si macchia di un crimine di questo genere, piuttosto che risarcire la comunità o la famiglia che hanno perso un proprio caro ad opera di non uno sconsiderato, non una persona che ha sbagliato, ma ad opera di un criminale per noi. Per noi rimane a tutti gli effetti un criminale colui il quale, ponendosi alla guida di un veicolo volutamente drogato, volutamente alcolizzato, quindi c'è proprio un dolo, c'è proprio una volontà chiara di chi si mette alla guida, secondo me, di farlo in una condizione non consona. Abbiamo sentito appunto nel contributo che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione che cosa possono provocare queste sostanze sull'essere umano, quindi la diminuzione della percezione delle distanze e della velocità, un senso di euforia, un senso di poter fare qualsiasi cosa senza incorrere, diciamo, in danni o in cose particolari. E quindi adesso tu dicevi che in merito all'applicazione della sanzione accessoria, che è quella del ritiro perpetuo della patente, quindi una persona chiaramente sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, non che fa un incidentello così, che provoca la morte di altri utenti della strada o di pedoni o comunque di persone che si trovano sulla sua strada, sfortunatamente in quel momento, come dire, non è stato ben accolto da altre forze politiche, da altri tuoi colleghi che sono in Parlamento, eccetera, perché è considerato un provvedimento iniquo, troppo duro, eccetera, eccetera. Allora, tu prima giustamente parlavi dei parenti delle vittime della strada. A queste persone, a questi tuoi colleghi che dicono che questo provvedimento è troppo duro, come li mettiamo in relazione? Comunque cosa gli diremmo se fossimo i parenti delle vittime della strada? Allora, intanto se la posizione appunto di salvaguardare principalmente il principio del recupero alla società del cosiddetto criminale, piuttosto che dar giustizia alle vittime o ai parenti delle vittime, se questa posizione per formazione culturale la si può in parte accettare così come è successo in aula,
da un movimento come SEL, che è per la liberalizzazione delle droghe, Certo. quindi porta avanti principi totalmente antitetici rispetto a quello che dovrebbero essere i principi che animano coloro i quali hanno a cuore il bene della propria comunità. Facciamo più fatica ad accettare il fatto che magari i parlamentari del PD, quindi della formazione politica che esprime il Premier, che ha fatto quell'annuncio, si spendano per una posizione di questo tipo, bollando appunto, come dicevo prima, la pena dell'ergastolo della patente come una pena draconiana e quindi eccessiva. E ancora più fatica facciamo ad accettare il fatto che parlamentari di Forza Italia si spendano e sottoscrivano anche la posizione portata avanti da SEL. Certo, ci stupisce, o meglio, stupisce coloro i quali vedono magari Forza Italia spendersi e battersi per la sicurezza a chiacchiere in campagna elettorale e poi muoversi diversamente all'interno delle aule parlamentari. Basti pensare al fatto che Forza Italia è responsabile anche della cancellazione del reato di immigrazione clandestina. Posizioni, quindi meraviglia, nel senso ci meraviglia, ma poco, ecco. Ho capito, benissimo. Ma adesso andiamo con la nostra prima rubrica del giorno, che è quella dell'opinion leader, e quindi Roberto, ci siamo? Perfetto, anche oggi ce l'abbiamo fatta. Attenti a quei due, il martedì per 3 minuti si trasforma in Attenti a quei tre, con il nostro collega giornalista televisivo di Prima Rete Lombardia e opinion leader Vladimiro Poggi. Buongiorno Vladimiro. Buongiorno Alessandro, a tutti i tuoi ospiti e buon anno. Buon anno, grazie, buon anno rinnovato, buon anno anche a te. Allora, oggi siamo qui per parlare di omicidio colposo quando un individuo si mette alla guida completamente ubriaco o addirittura drogato. Io direi che è troppo riduttivo, ma sapere che chi uccide altre persone è già libero, in quanto insomma la giustizia è decisamente troppo morbida, lascia, come dire, un segno di impotenza e di rabbia in ognuno di noi. Eppure le cronache nere sono sempre piene di persone accusate di omicidio colposo, in quanto ubriachi alla guida appunto di automobili e autori di veri e propri massacri. Ma poi insomma i tribunali hanno comminato pene veramente assolutamente ridicole e addirittura ci sono persone che dopo pochi mesi possono ritornare alla guida dei veicoli come se nulla fosse successo. Ma ne parliamo con Vladimiro Poggi. Sì, purtroppo è un tema molto delicato, complesso, ma che giornalisticamente è costellato di vere e proprie frustrazioni giudiziarie. Infatti ci sono intere famiglie che piangono la morte improvvisa e violenta a causa appunto di ubriachi o drogati alla guida di automobili e gli autori che sono a casa. Giornalisticamente, dicevo, so di fare un po' male al fegato dei nostri radioascoltatori, però è giusto ricordare 3 casi emblematici. Per esempio, è già a casa, ha fatto pochi giorni di carcere, il giovane che alla guida di una BMW 520 investì a Salerno i tavolini all'esterno di un bar, uccidendo 4 giovani tra i 14 e i 23 anni. Uno era addirittura il fratello minore, il conducente dell'automobile, Gianni Paccello, poi risultato positivo al test alcolemico. Le vittime erano sedute all'aperto del bar. Pensate, questo era talmente fuori che affrontò la rotonda ad una velocità talmente sostenuta che riuscì a sfondare le vetrine di un bar, spezzando la vita degli avventori che erano affacciati all'interno del bar a quella vetrina. Tra le vittime c'era anche il fratello dell'assassino, un quindicenne, e altri suoi amici di 14, 23 e 17 anni, tutti morti. Ebbene, qui di fronte a un pluriomicida che deliberatamente si è messo alla guida pur non sapendo assolutamente nulla perché era ubriaco marcio, ha fatto qualche giorno di carcere e loro intanto, le famiglie, continuano a piangere la scomparsa permanente dei loro cari. Ma non solo, un altro dramma avvenne a Velletri, ne parlò la cronaca nazionale e addirittura fu
citato anche in telegiornali in Francia. In provincia di Roma, questo signore, un romeno di 24 anni, prese una curva contromano, investendo uno scooter con 2 minorenni a bordo e uccidendone uno e riducendolo in gravi condizioni l'altro. Lui, naturalmente, come la maggior parte dei romeni, non si sa perché noi andiamo in giro con utilitarie, loro hanno sempre delle Audi, in questo caso un Audi A7, e il 24enne romeno era residente a Santa Maria delle Mole, pensate, aveva nel sangue 12 volte l'alcol consentito limite per una persona che possa guidare regolarmente l'automobile. Quanti giorni di carcere ha fatto? 7 giorni, dopodiché è tornato libero di potersi ubriacare nuovamente. E il caso più emblematico riguarda proprio la nostra grande Milano. Una sera di primavera, parliamo del 2010, era il 29 aprile, Marco, un ragazzo come noi, era alle colonne di San Lorenzo con la sua fidanzata. E da lì a qualche giorno, tra l'altro, avrebbe discusso la sua tesi di laurea alla Bocconi. Aveva 28 anni, si era trasferito a Milano da Avellino e aveva il futuro davanti, come tutti i giovani di 28 anni. Un futuro spezzato, pensate, sulle strisce pedonali, perché un'automobile, questa volta non condotta da uno straniero o da uno slavo, ma da un italiano, spezzò definitivamente la sua vita. C'era Marco, un ragazzo milanese alla guida di quell'automobile, che di fatto non si accorse, proprio perché era ubriaco marcio, di 2 ragazzi che stavano attraversando sulle strisce pedonali e li travolse in maniera violenta. Appunto anche in questo caso c'era un livello 7 volte superiore di alcol nel sangue. In questo caso però è giusto dire che il ragazzo investitore fu condannato in prima istanza a 3 anni e 4 mesi in primo grado. La cosa veramente vergognosa, tipica italiana, è che nel giro di pochi mesi l'appello ridusse gravemente la pena a 2 anni e 8 mesi, facendo uno sconto di pena di 8 mesi, quindi non conducendo neanche in carcere il ragazzo ubriaco che uccise non in maniera deliberata ma in maniera immaginata, perché se mi metto alla guida sbronzo totalmente, so che posso mettere a repentaglio la mia ma soprattutto la vita degli altri. Tutto questo per dire cosa? Che abbiamo senz'altro un problema di fronte, quello dell'omicidio colposo, che abbiamo una giurisprudenza che fa acqua da tutte le parti, ma io credo che soprattutto manchi il rispetto per quelle famiglie che non possono più avere al loro fianco il loro parente caro, perché una sera, una mattina, un pomeriggio, una notte sono stati uccisi in maniera deliberata dalla scelta stessa di mettersi alla guida in condizioni pietose, da persone che non hanno avuto di meglio che sfrecciare a 100, 120, 150 km/h su strade dove i limiti non consentono quella velocità, drogati oppure ubriachi. La legge deve capire che c'è una grande differenza tra l'omicidio colposo, cioè che io ho fatto involontariamente, e coloro che invece si mettono alla guida sapendo che possono uccidere qualcun altro. Quindi non è più omicidio colposo, ma in un certo senso è un omicidio preventivato. Grazie a voi tutti, attenti a quei 3 torna presto, e a voi tutti un buon proseguimento di giornata. Grazie Vladimiro Poggi, a martedì prossimo. Eccoci qua, ben ritrovati. Avete ascoltato la rubrica del Poggi, insomma, non ci sono altre parole da aggiungere, direi. Andrea, andiamo avanti con la trasmissione. Quindi dopo la riflessione di Vladimiro andiamo avanti con le domande. Allora, oggi, oltre ai fatti che che succedono appunto riguardanti l'omicidio stradale, non c'è giustizia per le vittime e non si prevede più neanche un giorno di carcere per chi ha ucciso, ricordiamo, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quindi alcol, droghe e altre sostanze, comunque compromettono compromettono la stabilità psicofisica, esatto, e mentale di un individuo. Certo. Quindi la cosa
sconvolgente che in futuro queste persone torneranno a guidare. È accettabile per la nostra società questo tipo di cosa, Marco? Ma, appunto, come dicevo prima, buonsenso vorrebbe che la società e che la comunità, o meglio, coloro i quali guidano una comunità e la nostra società, diano una risposta alla richiesta legittima da parte della comunità tutta ed in particolare da parte delle famiglie che hanno visto, come ricordavamo sia io che voi, visto strappare la vita a una persona da uno sconsiderato e da un criminale, si aspettano un risarcimento che è un risarcimento congruo e quindi noi riteniamo che sia giunto finalmente il momento di stabilire che chi uccide mettendosi alla guida di un veicolo, non essendone in condizione, riceva una condanna adeguata al danno che ha provocato con il suo comportamento criminale. Oggi se uccidi una persona guidando in stato di ebbrezza o di alterazione, non solo non vieni arrestato subito, ma in carcere non ci vai, non ci andrai mai. Questo naturalmente al netto di alcune sentenze da parte di sentenze coraggiose da parte di alcuni magistrati che invece hanno comminato una pena nel grado di giudizio magari diciamo in qualche modo congrua rispetto a quello che si aspettavano i familiari, ma è troppo poco, è ancora troppo poco, perché comunque il reato che viene contestato, lo abbiamo detto e lo ripetiamo ancora, è il reato di omicidio colposo. L'impunità quindi oggi è la regola ed è così che ad esempio, come ricordava anche l'amico Poggi, il rumeno che ha travolto i due ragazzi di Velletri investiti sulla via Appia mentre viaggiavano a bordo di uno scooter rimane impunito. A lui guidare con tanto alcol in corpo e senza patente, ricordiamo che la patente gli era stata ritirata dalla polizia stradale la sera prima perché è sorpreso in stato di ebbrezza. Allora a lui guidare in quello stato sembrava una cosa assolutamente normale e oggi, come ricordava Poggi, è libero, tranquillo, e se qualcuno in maniera inavveduta gli presta l'auto magari riesce anche a ripetere il proprio gesto. E così come il caso che non ha citato l'amico Poggi, ma ce ne sarebbero tantissimi da citare, così come praticamente impunito rimane il pirata della strada marocchino che il 10 luglio del 2013 ha travolto e ucciso a Gorgonzola, in provincia di Milano, Beatrice Papetti, una sedicenne che si trovava in sella alla sua bicicletta. Bene, il personaggio è stato condannato con rito abbreviato, dunque con lo sconto di un terzo della pena, a 3 anni e 4 mesi di reclusione, con la sospensione della patente per altri 3 anni. Ora il personaggio dovrebbe trovarsi agli arresti domiciliari e se la condanna dopo il grado di appello diventerà definitiva, non finirà in carcere e potrà chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali. In realtà però noi sappiamo e abbiamo notizia che non è più sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché non potrebbe inquinare le prove. Dopo aver festeggiato, e noi lo sappiamo, dopo aver festeggiato con amici e parenti la sentenza, oggi è libero di circolare impunito per le nostre strade. Ecco, questo è il riscontro che abbiamo della realtà e quindi non c'è fra la pena che viene irrogata dal sistema giudiziario, quindi dal codice penale, dal codice della strada, nei confronti di chi si macchia di questi crimini, non c'è equilibrio fra il danno causato e la pena che questi criminali dovrebbero scontare. Sì, che cosa posso dire, Marco? La cosa è quanto incredibile, mi verrebbe da dire, perché non lo so, quello libero quello non inquina le prove e quindi viene lasciato libero magari di compiere ancora un'altra volta lo stesso atto. Magari è una persona che non viene, magari, come si dice, che è stata trovata positiva al drug test, e magari viene rimessa nelle condizioni di nuocere e sicuramente non è sottoposto a controlli, cioè non viene predisposto da parte dell'autorità competente, che quindi poi rimanderebbe di fatto
alle ASL un controllo sull'individuo facendo quelli che possono essere l'esame del capello piuttosto che banalmente l'esame del sangue per vedere i tassi alcolemici, così come si dice, a sorpresa, no? Per vedere come si comporta l'individuo. Ecco, questo sicuramente non se ne tiene conto, nessuno ci pensa. Vabbè, ecco, se mi sì, permetti, certo. io, fra parentesi, se è vero, come è vero che il signor Matteo Renzi ha più volte affidato a comunicati stampa o a esternazioni in aula la propria volontà di introdurre il reato di omicidio stradale, è altrettanto vero che, e noi glielo abbiamo ricordato intervenendo in aula più e più volte, che si nota una certa schizofrenia nell'azione di questo governo, naturalmente non solo in questa materia, ma anche in questa materia, perché mi si dovrebbe spiegare come si può coniugare l'idea di introdurre una nuova fattispecie di reato come è l'omicidio stradale e di conseguenza l'ergastolo della patente per chi guida sotto effetto di droga o alcol, e contemporaneamente magari depenalizzare una serie di reati, fra questi l'omissione di soccorso, oppure addirittura depenalizzare il consumo e lo spaccio di droghe leggere. Noi sappiamo che allora intanto è assolutamente ingiustificata la depenalizzazione dell'omissione di soccorso. Sappiamo ad esempio dai dati che ci fornisce l'Associazione degli Amici della Polizia Stradale che molti agenti, compiendo il loro dovere della Polizia Stradale, muoiono a seguito di atti di pirateria stradale. Sappiamo inoltre, o rimangono feriti o riportano dei danni permanenti. Sappiamo in più che sicuramente depenalizzare questo tipo di reati vuol dire di fatto agevolare il fatto che qualcuno li compia, perché tanto sa benissimo di rimanere totalmente impunito. La depenalizzazione dello spaccio e del consumo di droga, e quindi la reintroduzione fra lo spaccio e il consumo di droghe leggere e di droghe pesanti, è stato uno dei primi atti adottato da questo governo, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che aveva di fatto dichiarato l'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, sì, quella che aveva equiparato il consumo, esatto, e lo spaccio di droghe leggere al consumo e lo spaccio di droghe pesanti. Esatto, in realtà la Corte Costituzionale non entrava nel merito delle sanzioni introdotte dalla cosiddetta Fini-Giovanardi, ma ne aveva semplicemente sottolineato la non omogeneità, in quanto quelle norme erano state legate a un provvedimento che aveva tutt'altro fine. Quindi la Corte Costituzionale non interveniva nel merito, ricordiamolo, ma interveniva sulla non omogeneità del provvedimento. E quindi ci si domanda e chiede come fanno a stare insieme ancora una volta, visto che invece col provvedimento varato da questo governo si reintroduce la differenza fra droghe leggere e droghe pesanti e quindi si depenalizza il consumo e lo spaccio di droghe leggere. Come fanno a stare insieme l'introduzione del reato di omicidio stradale, tanto acclarato sulla stampa, e la depenalizzazione dello spaccio e del consumo di droghe leggere. Questo nonostante il parere degli operatori di tutto quel mondo dell'associazionismo che fa recupero dalle dipendenze. Quindi tutte le associazioni che ogni giorno si trovano a doversi confrontare con un problema reale, e cioè quello del consumo e lo spaccio di droghe leggere. Addirittura, e di più, alcuni di loro, sentiti in audizione in Commissione Affari Sociali, della quale faccio parte,
avevano sottolineato che paradossalmente è più pericoloso, per paradosso, lo spacciatore di droga leggere piuttosto che quello di eroina o cocaina, perché lo spacciatore di droga leggera è sicuramente un criminale, perché per procurarsi i soldi per la dose non ha bisogno di spacciare, in quanto la dose ha un costo relativamente basso. E quindi, di più, loro dicevano, colui il quale spaccia droga leggere di fatto è un criminale perché lo svolge come attività. Ecco, questo nonostante appunto anche questo tipo di opinione espressa dalle comunità. A questo vanno aggiunto poi lo sentiremo probabilmente da chi avremo ospite sempre in trasmissione. Assolutamente sì. C'è la concentrazione del principio attivo all'interno delle droghe leggere. Oggi ci dicevano sempre i rappresentanti di questo mondo che quotidianamente recupera ragazzi dalla tossicodipendenza, ci dicevano che il principio attivo, la concentrazione oggi all'interno delle droghe leggere, il principio attivo non è quello degli anni 70, ma è di gran lunga superiore e quindi di gran lunga più pericoloso. Ecco, benissimo, anche di questo ne parleremo dopo il prossimo stacco che abbiamo adesso, e siccome oggi è il giorno dell'Epifania e siamo tutti a casa, magari questa sera qualcuno avrà il piacere di andare al cinema a vedere una bella pellicola, e quindi un consiglio per scegliere bene una pellicola questa sera. Sono le 12:00. Eccoci qua, ben trovati ad Attenti a quei due, studio 1 di Radio Padania Libera. Il giorno dell'Epifania siamo qui a trasmettere per voi che ci ascoltate da casa. Questo è l'ultimo programma della giornata che andrà in diretta. Dopo di noi alle ore 13, quindi fra un'ora, tutte le repliche migliori della settimana. Ma a questo punto abbiamo parlato parecchio, Marco, con te di tutto quello che può essere, insomma, l'aspetto legislativo, l'iter che ha avuto la tua proposta alla Camera, adesso è arrivata al Senato, eccetera, eccetera. E poc'anzi
prima dello stacco con l'Anica per i consigli per il cinema, tu giustamente facevi riferimento alle concentrazioni di THC all'interno delle droghe e quindi a questo punto io direi parliamo anche degli effetti che le droghe hanno sull'organismo proprio, quindi su chi le assume. Quindi il tuo provvedimento prevede sì l'introduzione del reato di omicidio stradale nel caso in cui chi si rende protagonista dei fatti abbia assunto importanti quantità di alcol o di chi si è messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ora è importante, come dicevo, approfondire la questione anche sotto l'aspetto medico per meglio capire che tipo di alterazioni psicofisiche possano dare questo tipo di sostanze alcoliche e psicotrope assunte prima di mettersi al volante, e lo facciamo con il dottor Antonio Boschini, responsabile medico della comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano. Buongiorno dottore! Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto. Allora dottore, come dicevo, affrontiamolo anche da un punto di vista medico. Abbiamo sostanze, ecco, ci siamo documentati un momentino, abbiamo visto che esistono sostanze psicolettiche, psicoanaletiche e psicodislettiche. Dottore, cerchiamo di comprendere passo per passo e cerchiamo di illustrare con chiarezza ciò che succede al corpo umano al momento in cui si assumono queste sostanze, anche da un punto di vista, soprattutto da un punto di vista meccanico, fisico, biologico. Cosa succede al corpo umano? Allora, la prima cosa da dire secondo me è che tutte le sostanze, tutte le droghe o le sostanze di abuso in realtà agiscono sfruttando un qualcosa che esiste già nel nostro organismo. In pratica nel nostro cervello esistono dei recettori e il nostro cervello produce in piccolissime quantità delle sostanze che fanno funzionare il nostro cervello, che ci provocano le emozioni, che possono essere di gioia, di stanchezza, di tutti quanti i tipi di stati d'animo che noi viviamo, sono in qualche modo prodotti da un'interazione di tante piccole sostanze che il nostro cervello produce. Tutte le droghe, nessuna esclusa, agiscono su questi meccanismi che il cervello nostro ha già predisposti. Solo che la differenza è che le droghe provocano questi stati emotivi molto intensi, completamente scollegati rispetto ai fatti quotidiani, e in più col tempo queste droghe impediscono al cervello di funzionare correttamente. Quindi diciamo che esiste una neurotossicità che accomuna tutte le droghe e anche ovviamente anche l'alcol, che come sappiamo non è certamente da sottovalutare. Allora, se poi facciamo il ragionamento in relazione alla guida, possiamo tranquillamente dire, scientificamente dire, che tutte le droghe o tutte le sostanze di abuso in qualche modo sono associate a un aumentato rischio di incidenti, diciamo di guida scorretta, per motivi variabili appunto da sostanza a sostanza. Quindi l'alcol produce un maggior rischio di incidente stradale per certi meccanismi e le diverse droghe per altri meccanismi. Se volete possiamo anche andare nel dettaglio e spiegare magari in maniera molto sintetica le droghe principali in che maniera possono favorire gli incidenti. Assolutamente sì, molto volentieri dottore. Allora, diciamo, mentre per l'alcol esistono studi ben documentati negli anni, diciamo che l'alcol è sicuramente la sostanza più spesso associata all'incidente stradale e c'è anche una correlazione chiara tra quantità di alcol assunta e rischio. Ad esempio 0,8 grammi per litro il rischio aumenta di 3 volte rispetto a chi non ha bevuto. Vi ricordo che il limite, diciamo, della legge è 0,5, sì. Con 0,8 hai un rischio di incidente di 3 volte superiore rispetto alla persona che non ha bevuto, con 1 grammo per litro il rischio è di 10 volte e con 1,5 grammi per litro il rischio è 40 volte superiore, quindi c'è un effetto dose correlato. Per quanto riguarda la cannabis, diciamo, allora l'alcol perché produce incidente? Perché chiaramente chi ha bevuto anche una bassa quantità tende ad andare più forte, tende a sottovalutare un rischio
tende a voler superare, si sente molto sicuro di sé. Poi aumentando con i dosaggi invece cominciano a comparire problemi di coordinazione, di attenzione, di sonnolenza che aumentano ulteriormente il rischio di incidente. Per quanto riguarda la cannabis, diciamo è documentata, ma proprio sia a livello di esperimenti che sia su animali che su uomo, che la cannabis dà dei problemi di rallentamento dei riflessi, cioè la cannabis ti porta, se l'hai assunta nelle 3-4 ore prima di metterti alla guida, sei meno capace di poter trovare una soluzione immediata di fronte a un ostacolo improvviso o a un imprevisto che ti capita mentre guidi. Quindi il rischio, anche nel caso della canna, quindi hai minor coordinazione, minor attenzione, hai un po' anche una distorsione delle immagini, dei colori, degli oggetti, per cui non le vedi esattamente per come sono, perché comunque l'effetto della cannabis è quello di distorcere un pochettino la realtà, quindi per vari motivi la cannabis ti può portare a un maggior rischio di incidente. Anche nel caso della cannabis il rischio è dose correlato. Con livelli molto bassi di cannabis nel sangue il rischio è di 2 o 3 volte superiore a chi non ha fumato. Il rischio poi aumenta anche se l'età è più giovane, cioè nella persona più giovane è, più ha lo stesso livello di cannabis assunta, il rischio di incidente è più alto. Per livelli di cannabis invece più intensi, che sono diciamo di 5 milligrammi, allora il rischio di avere un incidente aumenta di 6-7 volte rispetto a chi non ha fumato. Quindi e questo è stato documentato perché paradossalmente esistevano pochi studi sul rischio di cannabis e di incidente, anche perché chi diciamo in qualche modo è favorevole alla legalizzazione o comunque è permissivo in tal senso dice che non si può dimostrare che la cannabis è stato incidenti perché la cannabis rimane nel sangue molto a lungo e quindi gli studi fatti non ti dicono che la cannabis era stata assunta poco prima di guidare. Invece quest'anno sono comparsi 2 studi che hanno chiaramente che hanno dimostrato la presenza di cannabis assunta nelle 3 ore precedenti alla guida, e anche questi studi, ma sono del British Medical Journal di quest'anno, del 2014, diciamo, hanno chiaramente documentato che c'è un rischio in media di 3 volte superiore di incidente, e questo rischio tende ad aumentare con l'aumentare delle concentrazioni nel sangue di cannabis. Per quanto riguarda, se volete mi fermo, se no vi spiego un attimento anche per le altre droghe diciamo più comuni, no? Sì, chiaramente abbiamo un gruppo di droghe che sono gli stimolanti psicoanalitici, quindi la cocaina e tutti quanti il gruppo di stimolanti, le anfetamine, le metanfetamine, l'estasi stesso, che invece aumentano il rischio di incidente perché chiaramente si riduce la percezione del rischio. La cocaina ti dà questa finta idea di essere più pronto, più attento, più capace, solo che non rispecchia la realtà delle cose, è solo una tua idea, quindi tu al volante ti permetti di fare un sorpasso che altrimenti non faresti, diventi anche più aggressivo, e quindi anche per questo motivo anche la cocaina e il gruppo di sostanze assimilabili alla cocaina come meccanismo d'azione sono associate a un maggior rischio di incidenti. Infine abbiamo il gruppo delle droghe sedative, che chiaramente vi appartengono l'eroina, gli oppiacei, il metadone, ma io direi che è giusto anche citare anche alcuni psicofarmaci sedativi, tranquillanti, ipnotici, sonniferi, che chiaramente hanno evidentemente un rischio correlato al rallentamento dei riflessi, al colpo di sonno e a ovvie diciamo, conseguenze del loro meccanismo d'azione. Ho fatto una carrellata molto sintetica. No, certo, dottore, lei chiara, poi eventualmente ci sono delle domande e rispondo. Ha detto una cosa anche molto importante, e io nel frattempo ne approfitto ai nostri ascoltatori, per chi volesse appunto porre una domanda al dottore, che è qui con noi ancora per una decina di minuti apposta per fugare ogni dubbio e approfondire bene questa questione, può chiamarci appunto lo 0266203529. Lo ripeto per chi non era pronto, mi manca la birra, non trovo il foglio, oddio dove ho messo il cellulare. 0266
20 3529. Ecco, dottore, lei ha appena detto una cosa molto importante e ci terrei che la rimarcasse con forza. Non è solo una questione di chi si mette alla guida alcolizzato o di chi si mette alla guida drogato, ma anche magari, diciamo così, tra virgolette, di chi lo fa in buona fede, magari sotto una terapia medica, che si mette alla guida di un veicolo a motore, magari appunto assumendo dei farmaci che sono assolutamente sconsigliati da assumere prima di mettersi alla guida o comunque quando si è in previsione di mettersi alla guida. Dottore, magari facciamo qualche esempio e... Allora, no, per questo è un argomento, diciamo, perché questi farmaci possono essere dei farmaci che giustamente un medico prescrive per insonnia, eccetera, per ansia, queste cose qua, ma spesso questi farmaci, specialmente dai giovani, vengono utilizzati per potenziare gli effetti della cannabis, ad esempio, o dell'alcol. Perché noi stiamo parlando di singole sostanze, ma ci dimentichiamo che spesso in un certo contesto culturale, diciamo che del giovane adulto, del ragazzo, spesso è difficile che uno assuma una sola sostanza. Quasi sempre chi fuma, dico quasi sempre, ma potrei dire sempre, quasi sempre chi fuma la cannabis tende a bersi anche un paio di birre per essere prudenti, diciamo, se non di più, nel contesto in cui ho usato la cannabis. Per cui noi dobbiamo sempre pensare che al volante si mette una persona che ha assunto spesso più di una sostanza, e quello che è molto preoccupante è che la somma degli effetti dannosi sulla guida non è una somma aritmetica, ma è una moltiplicazione. Se l'alcol aumenta il rischio di incidente, di 15 volte e la cannabis di 3 volte, la loro associazione non è che diventa 15 più 3 18, ma diventa 60, capisce? Cioè certo. È un effetto di amplificazione, questo che secondo me va molto considerato. Non è un'addizione, non è una moltiplicazione, ma è un qualcosa di esponenziale, ecco. È un qualcosa di esponenziale, sì, perché quando l'insieme delle sostanze, e fra queste sostanze purtroppo dobbiamo includere anche alcuni psicofarmaci che vengono assunti dai ragazzi o anche dalle persone adulte a scopo ricreativo, non solo a scopo terapeutico, fanno un effetto di potenziamento e quindi questo complica anche un pochettino l'attività di chi deve andare a controllare sulle strade il tasso alcolico, perché ovviamente è complesso andare a analizzare più cose in contemporanea. Dottore, devo chiedere... ti aiuta a individuare l'alcol, ma non sai oltre l'alcol cosa c'è dietro. Certo, dottore, abbiamo un ascoltatore in attesa e lo facciamo parlare. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Giuseppe dalla provincia di Lecco. Buongiorno, benvenuto. Dottore. Però io volevo dire una cosa. Senta, io penso, dottore, che noi in Italia siamo in grave ritardo su queste cose. Perché le dico perché? Io ho vissuto in Germania per 20 anni. 35 anni fa mi fu tolto la patente perché avevo 1,8 nel sangue. Ahimè, non è bello dirlo. Comunque, ho avuto un processo, ho pagato 5 milioni, la macchina non poteva stare sulla strada, ho avuto problemi dell'altro mondo, in modo che io poi la prossima volta che bevevo lasciavo la macchina e prendevo il taxi. Però un'altra cosa voglio dire, l'Italia, questi boiardi di Stato, i nostri parlamentari in passato sono stati a fare che cosa in Parlamento? La Germania ha un recupero in Sachsenwald, della famiglia Bismarck, dove io ho lavorato, c'è un centro per assistenza per gli alcolizzati, dove si fa un recupero. Lei fa parte di San Paltrignano, siamo le solite, lo Stato fa leva sui privati per fare certi lavori che lo Stato dovrebbe fare a livello sociale. È uno scandalo questo paese, veramente è tutto da rifare. La ringrazio per la trasmissione, ce ne fossero così, grazie a lei. Grazie, buongiorno, prendiamo la telefonata del prossimo ascoltatore. Pronto? Pronto, ciao, sono Massimo da Varese. Pronto? Buongiorno Massimo. Buongiorno, io sono un professionista della strada, nel senso che faccio parte delle forze dell'ordine. L'intervento del professore è azzeccatissimo. La cosa che volevo far rilevare per quanto riguarda l'uso delle sostanze stupefacenti, il codice della strada persegue lo stato
di alterazione psicofisica, non l'assunzione della droga. Perché se io faccio una verifica e accerto che nel sangue di un automobilista c'è una dose X di sostanza stupefacente, devo accertarmi che il conducente sia sotto l'effetto della sostanza stupefacente. Tutto qui. Vi ringrazio e continuo a ascoltarvi. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Dottore. Sì, io penso che sono due interventi entrambi molto, molto stimolanti, nel senso che lo Stato cosa deve fare? Diciamo che lo Stato deve aiutare, e secondo me, perché il percorso di recupero, pensiamo di San Patrignano, no? È un percorso educativo, non è un percorso che si usano farmaci o che si usano medicine per curare la dipendenza, è un percorso educativo, è un percorso lungo ed è un percorso che comunque produce, fortunatamente abbiamo dei dati importanti che danno dei buoni risultati di persone che non riprendono poi mai più a fare uso di droghe. Abbiamo un 72% diciamo di efficacia in quello che era il nostro obiettivo principale. E però questo faccio fatica a pensare che possa farlo lo Stato. Lo Stato cosa può fare? Può aiutare le strutture private che vogliono aiutare le persone con problemi di dipendenza, e lo Stato secondo me deve fare delle leggi. E in questo caso per quanto io non sia competente di materia legislativa, devo dire che anche secondo me, la legislazione italiana fino adesso è stata veramente molto morbida nei confronti delle persone che si mettono a volante sotto l'effetto di una sostanza stupefacente o di alcol. Io credo che chi usa la droga non possa guidare. Io questo glielo dico, posso essere criticato, quello che vuole, ma io ritengo che una persona che usa la droga non possa guidare, perché magari quel giorno lì che l'ho beccata, la droga che aveva assunto non era tale da avergli fatto passare quel limite di eccetera eccetera che faceva riferimento chi ha telefonato poco fa. Ma la stessa persona la volta successiva, per definizione chi usa la droga non controlla l'uso della droga. Quindi se quella volta fatalità il livello non era elevatissimo, la sera dopo può essere molto elevato e quella persona può essere causa di incidente a se stesso o anche ad altre persone. Quindi secondo me l'uso di droga dovrebbe essere un fattore che non permette a una persona di guidare. Questo può essere considerato un intervento troppo drastico, ma è anche, secondo me, utile non soltanto ai fini della sicurezza stradale, ma è anche utile come disincentivante delle persone a usare droghe. Ecco, esatto. Quindi userei questa arma diciamo, in entrambe le direzioni. Quindi, questo per quello che riguarda la mia personale opinione. In questo momento parlo come Antonio Boschini, non parlo come San Patrignano, però io la penso in questo modo qua. Certo, quindi una sorta di sospensione, diciamo tra virgolette, preventiva ai fini di tutelare, di cautelare le altre persone che si trovano ad essere appunto utenti della strada. Dottore, abbiamo altri 2 telefonati, 2 ascoltatori che vogliono porre le loro domande. Avanti la prima, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Ornella da Monza. Volevo fare una domanda al dottore. Innanzitutto Prego. Complimenti per la trasmissione, che è molto importante. Grazie. Volevo chiedere al dottore, visto che lui ha contatto con questi ragazzi che hanno avuto questi problemi di droga, cosa li porta a drogarsi? Cioè c'è una fragilità proprio di caratteriale, c'è un disagio sociale familiare o qualcos'altro? Vorrei capire questo, la ringrazio. Grazie. La risposta dopo la prossima, dottore, la risposta dopo la prossima telefonata. Avanti, prossimo ascoltatore, così non lo facciamo aspettare. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, sono Giovanni Giuseppe di Varese. Complimenti al dottore, se lui sta facendo, lui e i suoi collaboratori stanno facendo un lavoro benemerito, no? Di recupero dei drogati, alcolizzati, eccetera. Però c'è da dire che dall'altra parte ci sono quelli che tirano la fune, no? Che sono in stragrande maggioranza, e dicono sempre loro, cioè quelli che per al contrario, no? L'ideologia della droga libera, come i radicali affini. Cioè come si fa a vincere questa lotta qui? Grazie. Ok, grazie. Dottore, le sue risposte? Allora, sono 2 domande di grandissimo spessore. La domanda della signora, allora la cosa importante da sapere, al di là delle cause, è che esiste un periodo di altissima vulnerabilità, che è il periodo che va dai 15 ai 20 anni. Nel senso che i nostri dati, ma che partono dagli anni 80 fino a tutt'oggi, ci dicono che
esiste proprio una escalation. Ci sono le persone, i ragazzi che cominciano a usare prima la cannabis, questo intorno ai 15 anni, dopodiché dopo la cannabis si inseriscono droghe, diciamo, di tipo chimico come l'ecstasy, le anfetamine, poi subentrano le prime esperienze con la cocaina per via narratoria e poi spesso sopraggiunge l'eroina, le siringhe, il metadone, il SERT e tutto quello che ne prosegue. Quindi c'è quasi una storia che quasi in tutti si ripete uguale. Perché avviene questo? Ma perché il ragazzo si trova, diciamo, probabilmente a incontrare le difficoltà dell'adolescenza, l'insicurezza, le paure, la mancanza di autostima, la sfiducia nel futuro, la diffidenza verso i problemi, ovviamente anche i problemi familiari incidono, tutta una serie di incertezze, di labilità, di fragilità che fanno parte di quella fascia di età. Ovviamente se ci sono poi persone che ci insegnano, e questo mi ricollego al secondo intervento, se si crea una cultura tale che tutto sommato una canna non è poi così male, fa meno male una canna di un bicchiere di vino, si è creata un po' questa cultura, diciamo, che ha tolto, che fa pensare che fumarsi uno spinello sia una cosa normale, al punto che oggi si sente più emarginato chi dice di no alla canna rispetto che invece a chi la fuma. È chiaro che questo tipo di situazione culturale facilita anche le tappe successive. Se uno tramite una canna si sente meno in imbarazzo in discoteca, si sente più disinvolto, vince alcune paure, più disinibito, la volta dopo, per sentirsi ancora meglio, prenderà la canna e una bottiglia di birra. La volta dopo prenderà una canna, una bottiglia di birra, magari pure una pastiglia di ecstasy. Questo è quello che succede. Cioè, non esiste un motivo identificabile, e il motivo poi uno lo scopre dopo, lo scopre quando smette, ma mentre uno lo inizia a fare, questa escalation, non ne conosce il motivo, perché non ha idea di quello che sta facendo e del perché lo sta facendo. Spesso io vedo le persone qui in comunità che capiscono il perché hanno fatto determinate scelte sbagliate solo a distanza di 10 o 20 anni. E questo è quello che succede. Certo. Quindi... E purtroppo la nostra, diciamo, per quanto noi ci occupiamo prevalentemente, esclusivamente di curare le persone, questa cultura appunto di cui parlavo poc'anzi ci ha spinto ad estendere un pochettino le nostre attività, anzi non un pochino, tanto. Un'altra delle nostre principali attività è la prevenzione. Noi incontriamo ogni anno decine di migliaia di studenti, andiamo noi nelle scuole con degli spettacoli che si chiamano We Free, oppure invitiamo noi le scuole, le scolaresche a San Patrignano, perché riteniamo che effettivamente l'informazione fatta in un certo modo che coinvolga emotivamente i ragazzi, non che parli soltanto degli effetti collaterali delle droghe eccetera, sia uno strumento particolarmente efficace. Certo che purtroppo la vedo dura, perché i nostri parlamentari o non gliene frega assolutamente niente o di questo tipo di problema, o magari ritengono pure loro che tutto sommato una pastiglia ogni tanto o una canna ogni tanto non sia certamente un problema. Dottore, è un dato reale. Fortunatamente non tutti i parlamentari la pensano così, infatti ovvio, sì. Abbiamo la fortuna noi di avere... penso che sia un problema abbastanza diffuso, più... Sì, questa percezione, insomma. Probabilmente qualcuno prende la cosa un po' sotto gamba, pensa che sia una cosa, dice, ma sì, cosa vuoi che sia, tanto un passaggio, una cosa momentanea, una cosa così. Certo. Ecco, sì. Ecco, perché effettivamente esiste anche delle persone che hanno fatto determinate esperienze e poi io non voglio dire che chiunque fuma la cannabis poi fa uso di eroina, questo sarebbe una follia dire una cosa del genere. Certo. Però, e quindi magari il parlamentare che ha avuto a sua volta, quando era al liceo, qualche esperienza di cannabis, poi per sua fortuna è rientrato nei ranghi, pensa che tutti quanti abbiano il suo stesso sorte, ma non è così. Chiaro. Non è assolutamente così. Dottore, in parte l'ha anticipato lei poc'anzi e io volutamente vado un attimo fuori tema e le chiederei di raccontarci brevemente la realtà di San Patrignano e che cosa deve fare soprattutto chi ha bisogno di voi e soprattutto
come può fare a rendersi conto di avere bisogno di una struttura come la vostra? Perché spesso e volentieri si dice ma sì, c'è San Patrignano, ok, però molte persone non si rendono conto di avere bisogno, necessità di un aiuto, e magari parenti vicino a persone tossicodipendenti di fatto non se ne rendono conto, non vogliono rendersi conto che il familiare, il figlio, il nipote hanno bisogno di un aiuto in più. Allora, anche questa è una domanda complicata, la risposta non può essere proprio semplice. Allora, per quanto riguarda San Patrignano è un percorso educativo, quindi è un percorso che porta le persone in maniera molto graduale, tramite il coinvolgimento nell'amicizia, nel lavoro, nello sport, in varie altre attività, cerca di ridare alle persone la capacità di provare piacere, gratificazione, soddisfazione per attività normali della vita quotidiana che non includono la presenza di droga. Quindi la persona nel corso degli anni impara a recuperare appunto la capacità di provare soddisfazione di quello che fa. Questo è il nostro obiettivo. Certamente è un obiettivo che richiede dei tempi, richiede un'attività continua e costante all'interno della comunità. Come ho già detto, non si usano droghe alternative, non si usa metadone, non si usa buprenorfina, e quindi è una comunità, non si usano sostanze, diciamo così. Certo. E adesso spiegare come si svolge il percorso credo che non avremo neanche il tempo. Diciamo che per quanto riguarda l'ingresso a San Patrignano, ci sono tantissimi ragazzi che sono usciti da San Patrignano e che o da soli o assieme alle loro famiglie hanno creato in tutta Italia dei centri di ascolto. Bentornati allo studio 1 di Radio Padania Libera, un saluto e un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono su Facebook e che mettono il loro like sui nostri link. Dottore, stavamo dicendo poc'anzi, prima di essere interrotti dalla pubblicità, come ci si fa a rendersi conto di aver bisogno? Allora, prima della persona, prima del ragazzo spesso se ne accorge la famiglia. La famiglia non deve nascondere la testa sotto la sabbia. Finché la famiglia asseconda il ragazzo, gli dà soldi, gli dà tutto quello che lui chiede, il ragazzo continuerà a condurre quel tipo di vita, perché comunque il ragazzo si accorge che c'è qualcosa che non va, si accorge che ha bisogno di essere aiutato quando non ha più modo di procurarsi le sostanze. E quindi la famiglia deve avere coraggio e deve individuare, chiaramente, prima avrà i sospetti, poi quando avrà la certezza che esiste un problema,
deve togliere completamente il ragazzo dalla condizione di potersi procurare l'altra droga. A quel punto il ragazzo in qualche modo chiederà aiuto. E per quanto riguarda l'aiuto che può ricevere il ragazzo, per quanto riguarda l'attività di San Patrignano, in tutta Italia esistono associazioni fondate da ragazzi che hanno fatto ex tossicodipendenti, che hanno fatto il percorso da noi e che quasi in ogni città d'Italia hanno aperto una sede e un centro d'ascolto in cui il ragazzo può andare a informarsi, cercare di capire cosa è San Patrignano, se gli può essere utile o meno. Ho dovuto essere per forza sintetico perché mi sembra di capire che siamo agli sgoccioli con la trasmissione. Esattamente, perfetto. Quindi poi chi volesse approfondire anche che cosa fate voi, eccetera, eccetera, avete un sito in cui ci sono tutte quante le informazioni che possono essere utili. Ok, Marco, volevi aggiungere tu qualcosa? Qual è il sito? Magari sì, dottore, ci può dare l'indirizzo preciso del sito al quale collegarsi per potervi contattare? Sì, ma se uno batte su Google San Patrignano ti compare subito il sito. Comunque www.sanpatrignano.org, ecco. Ottimo, la ringraziamo dottore per la sua disponibilità. Ai nostri microfoni è stato il dottor Antonio Boschini, responsabile sanitario della comunità di recupero di San Patrignano per tossicodipendenti. Grazie dottore, buon lavoro, un abbraccio, un in bocca al lupo. Arrivederci, grazie. Grazie. Andrea, nel frattempo, dopo quello che ha detto il dottore, noi abbiamo l'obbligo di ricordare quelli che sono gli obblighi di legge per poter guidare. Il dottore ci aveva detto, il dato più importante, che era quello di 0,5 grammi per litro di sangue presente nel corpo, ma ricordiamo anche che inoltre il nuovo codice della strada approvato nel 2010 stabilisce la tolleranza zero, quindi zero alcol per coloro che hanno età inferiore a 21 anni, coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali di autoveicoli con patente CDE, quindi coloro che lavorano con camion, pullman non sono, appunto, non possono assumere qualsiasi tipo di alcol zero, quindi. Esatto. Assolutamente. Bene, mi sembra anche un provvedimento giusto, visto che insomma chi ad esempio guida un pullman e ha in mano la vita persone, quindi stia più attento, e i giovani giustamente che devono magari anche prendere confidenza con quello che è il veicolo, è bene che lo facciano a pieno delle proprie capacità psicofisiche. Ma come consuetudine, caro il mio Andrea, ogni martedì ad Attenti a quei due c'è la nostra consueta rubrica che facciamo partire puntualmente. La rubrica è l'angolo cultura e curiosità. Cosa accadde in quel 6 gennaio? Costantino XI Paleologo fu l'ultimo sovrano dell'impero romano perché dal 6 gennaio 1449 regnò come imperatore di Bisanzio fino alla sua morte, avvenuta durante la difesa di Costantinopoli, posta sotto assedio da parte degli ottomani, che avrebbero poi conquistato la città, ponendo così fine al millenario impero bizantino. La sua morte in battaglia assurse a simbolo della lotta della cristianità contro i turchi e dell'indipendentismo greco. Viene considerato santo e martire dalla Chiesa ortodossa. Anno 1540, Enrico VIII d'Inghilterra sposa Anna di Cleves, che è stata regina consorte d'Inghilterra, come quarta moglie del re. Dopo pochi mesi di matrimonio, Enrico aveva già allacciato una relazione con la damigella d'onore Caterina Howard, nipote del potentissimo duca di Norfolk, ed era fermamente deciso ad annullare il suo matrimonio con Anna. Era il 1661, i First Monarchy tentarono senza successo di prendere il controllo di Londra. Ma chi sono costoro? I First Monarchy Men, uomini della quinta monarchia, sono un movimento millenarista del Seicento inglese che si richiamavano a una teoria basata sul testo del 7° capitolo del libro di Daniele contenuto nella Bibbia, secondo il quale nella storia del mondo si erano succedute 4 monarchie e la quarta sarebbe stata, neanche a dirlo, seguita dalla quinta monarchia, quella di Cristo, che avrebbe regnato sulla terra per 1 millennio con i suoi santi. Detto in soldoni, prefiguravano l'avvento dell'Apocalisse. 1838. Samuel Morse, pittore, inventore e storico statunitense, compie il suo primo test di successo del telegrafo elettrico che inventò assieme ad Alfred Vail con il relativo codice Morse. Benissimo. E andiamo al
1870 a Vienna viene inaugurato il Music Version. Questa è Elena in quadreia di Strauss. Anno 1896 viene proiettato per la prima volta il cortometraggio L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat di Auguste e Louise Lumière. La leggenda vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema per paura di essere travolti dal treno. Ma che succede? Ugo, io ho paura. Paura di che cosa? Il treno. Ma è tutto finto, no? Io ho paura, andiamo. Ma dai, Tina, è finzione, no? Ehi, ma siete diventati matti? Ma è tutto finto! Ma non vedete che è una semplicissima illusione ottica? Fantozzi non fu proprio un'illusione ottica. Ma andiamo avanti. Era il 1907, Maria Montessori apre la sua prima scuola e centro di cura per la classe operaia a Roma. Ve la ricordate la Montessori, quella che avevamo messo sulle 1000 lire? È famosa per il metodo che porta il suo nome, usato in migliaia di scuole materne, elementari e medie e anche le superiori in tutto il mondo, ed è stata la prima donna a laurearsi in medicina in Italia. Nel 1911 la nazionale di calcio dell'Italia indossa per la prima volta una divisa azzurra nell'amichevole contro l'Ungheria. Da allora l'azzurro verrà adottato come colore per la rappresentativa nazionale italiana di ogni sport. Era il 6 gennaio del 1912, il Nuovo Messico diventa il 47esimo stato degli Stati Uniti d'America. 1928, il Napoli è sconfitto in una storica partita sul campo dell'Arenaccia dalla Nocerina, che da qualche giorno meriterà l'appellativo tuttora in uso di Molossi, facendo riferimento alla razza canina per indicare la tenacia con cui si batterono i calciatori rossoneri. Era il 1929 e 2 furono gli eventi accaduti in quel giorno, in quell'anno. Adolf Hitler nomina Erich Himmler come capo delle SS, che allora contavano solo 280 uomini, ma che nel giro di 5 anni divennero 50.000, mentre invece il re Alessandro I di Jugoslavia sospendeva la Costituzione nella sua nazione, nella cosiddetta dittatura del 6 gennaio, avvocando a sé tutti i poteri, vedendo falliti i concetti di 3 popoli in un solo Stato e di uno Stato con 3 nomi. 1931, Thomas Edison presenta la sua ultima richiesta di brevetto per il tasimetro, ovvero un apparecchio per la misura della radiazione infrarossa. Edison è stato uno che con l'elettricità non ha mai scherzato e grazie a essa inventò il fonografo, il cinetoscopio, il cinetofono, il dittafono, la lampada a incandescenza, la stampante, pensate un po' alla famigerata sedia elettrica. Urca miseria! Era il 1940 e ci fu purtroppo un'ignobile esecuzione di massa, purtroppo gli sfortunati in questo caso erano i polacchi, commessa dai tedeschi nella città di Poznań. 1942 la Pan American Airlines diventa la prima compagnia aerea commerciale ad avere un volo che compie il giro del mondo. Era il 1950 e il Regno Unito riconosce la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica di Cina di tutta risposta taglia le relazioni diplomatiche con i britannici. 1992 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota all'unanimità la condanna del trattamento dei palestinesi da parte degli israeliani. Era il 1995, un incendio in un condominio di Manila porta alla scoperta dei piani del progetto Boinka, un attacco terroristico di massa. In una prima fase prevedeva di far esplodere contemporaneamente sull'Oceano Pacifico circa 11 jumbo jet. Si prevedeva di uccidere Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita nelle Filippine e in una seconda fase colpire il quartier generale della CIA in Virginia con un piccolo aeroplano carico di esplosivo. La polizia delle Filippine, che non è sicuramente quella italiana, arrestò la figura chiave Abdul Murad, che trovato con dei detonatori rivelò sotto tortura il piano terroristico. Nel 2001
Al Gore, in qualità di presidente del Senato, certifica che George Bush è il vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi. Suo malgrado, visto e considerato che era il suo primo rivale. Nel calendario gregoriano oggi si festeggia l'Epifania del Signore e San Gaspare. Mentre invece il proverbio del giorno è: le arriva l'Epifania che ti ci fest la porta via. Ebbene, un applauso all'Epifania ci vuole, ci sta, alla Befana, a tutti i bambini oggi che si aprono le calze con i dolcini, eccetera, eccetera. Ebbene, anche oggi la nostra bella rubrica di che cosa accade in quel giorno l'abbiamo fatta, ma giustamente nel quarto d'ora che ci porta verso la fine della nostra trasmissione andiamo a chiudere quella che è la nostra importante intervista di oggi con il nostro ospite che è qui con noi, al nostro fianco, che ricordiamo è l'onorevole Marco Rondini. E quindi Marco, nel disegno di legge che si prevedono giustamente no, questo ho sbagliato, no, giusto, scusa, ho avuto un momento di confusione dopo la rubrica, qui regna sempre sovrano il caos. Si prevedono appunto giustamente le pene accessorie importanti anche per chi si macchia del reato di omissione di soccorso, che è a mio avviso un atto di vigliaccheria e di mediafarismo gravissimo, anche perché chi non si ferma a prestare soccorso pensa sempre che lo possa fare qualcun altro dopo di lui al suo posto, ma magari quei 3 minuti che passano possono essere anche fatali per chi purtroppo ha subito un incidente. Pensiamo alla possibilità di un annegamento per chi finisce in un corso d'acqua o insomma di morire anche carbonizzati, perché all'improvviso a causa di un cortocircuito il veicolo prende fuoco, e se quello che doveva fermarsi si fosse fermato avrebbe avuto il tempo di estrarre il malcapitato dalle lamiere. Marco, invece abbiamo visto che purtroppo il governo Renzi, lo dicevi anche tu prima, ha depenalizzato ancora tutta una serie di reati, tra cui proprio l'omissione di soccorso in caso di incidenti stradali. Che cosa diciamo a questi che io definisco cretini, sperando che i cretini non si offendano? Beh, allora diciamo che come dicevo anche prima, questo è uno degli esempi che denotano un atteggiamento schizofrenico da parte del governo Renzi, che da un lato appunto preannuncia la volontà di introdurre pene più severe per chi guida sotto effetto di alcol e droga, e quindi l'omicidio stradale ed eventualmente l'ergastolo e anche l'ergastolo della patente, e dall'altra depenalizza lo spaccio al consumo di droga e depenalizza anche un reato odioso qual è quello dell'omissione di soccorso. L'omissione di soccorso rientra in quelle fattispecie di reati che questo governo ha depenalizzato per rispondere ad un'esortazione da parte dell'Unione Europea rispetto al sovraffollamento delle nostre carceri. Questo governo non ha fatto nient'altro non ha trovato nient'altro di meglio che depenalizzare una serie di reati in maniera tale che le persone non potessero più scontare neanche un giorno di carcere. Questo reato è un reato comunque deprecabile, e che invece questo governo derubrica a reato e quindi definisce come quale reato minore o comunque reato con una complessiva tenuità. Ed è esattamente, va nella direzione esattamente opposta rispetto invece a quella tanto dichiarata volontà di inasprire le pene per i pirati della strada. Pirati della strada che, vale la pena ricordare, insanguinano le nostre strade e al contrario sono responsabili di un reato che a ragione è ritenuto con un elevato grado di allarme sociale per
per ciò che crea nella popolazione, nella comunità, che come abbiamo già detto più volte nel corso di questa trasmissione, vede chi si macchia di questi crimini non scontare neanche un giorno di carcere e comunque subire una pena molto tenue e non congrua rispetto al danno causato alla comunità, alla famiglia di chi ha perso il parente. Ecco, Marco, abbiamo parlato appunto tanto e bene, direi, di questo aspetto oggi con te, con Poggi, con il dottor Boschini, e penso che anche poi molto, molto importanti i contributi dei radioascoltatori che ci hanno chiamato, che hanno fatto delle belle domande al nostro dottore. Però c'è anche un altro aspetto, c'è anche un'altra categoria che viene interessata, vero Andrea? Sì, esatto, che diciamo non ha niente a che vedere con quello che stavamo parlando, ma comunque che chi viene sorpreso alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, quindi RC Auto, sembra che è opportuno colpirlo appunto con questa pena. Io ti chiedo perché, Marco, e dato che non ho nulla a vedere con i precedenti riflessioni che abbiamo fatto prima. Ecco, quindi ergastolo della patente anche a chi viene sorpreso, sprovvisto della marca, della classica RC Auto, quindi un veicolo che viaggia senza... Allora, noi abbiamo previsto nella nostra proposta di legge delle sanzioni sicuramente superiori a quelle che sono previste oggi nei confronti di coloro i quali si pongono alla guida di un autoveicolo non muniti di RC Auto o non muniti di patente. Noi sappiamo che oggi sul nostro territorio, e i fatti di cronaca ce lo ricordano quasi quotidianamente, sappiamo che molti stranieri che sono magari illegalmente presenti sul nostro territorio nazionale guidano privi di patente e o privi di assicurazione, e noi riteniamo che sia giusto, opportuno e corretto salvaguardare la nostra comunità da personaggi che delle nostre leggi invece hanno dimostrato e dimostrano quotidianamente di fregarsene altamente, e quindi riteniamo che sia giusto che vengano colpiti da pene più pesanti, che non possono, da pene più pesanti che si dà a una comunità che vuole, appunto, come dicevo prima, autotutelarsi. Esatto, quindi far sì anche che chi, diciamo, sta proprio fuori dall'alveo di quelle che sono le regole, che prenda seriamente coscienza che se bisogna viaggiare con un titolo di assicurazione valido, bisogna farlo, perché qualora dovesse succedere qualcosa è importante che poi qualcuno risponda a chi è l'infortunato, a chi magari ha avuto anche dei traumi gravi importanti, e quindi gli si prefigura anche un percorso ospedaliero lungo, con delle visite, con anche dei presidi sanitari da acquistare, eccetera, e quindi anche, ecco, oneroso, Marco, perché purtroppo va anche detto questo, non per sminuire tutto quello che abbiamo detto oggi, ma purtroppo anche le cure mediche hanno un costo, e quindi è giusto che qualcuno faccia fronte ai miei costi qualora la colpa del mio danno, del mio infortunio non è la mia, giusto? Assolutamente sì, va ricordato che il danno, oltre che negli affetti, è causato da coloro i quali guidano magari e uccidono o feriscono qualcuno guidando in maniera sconsiderata, è elevato, ed è altrettanto elevato però anche il danno economico che il numero di incidenti stradali ed in particolare di atti di pirateria creano la nostra comunità. Ecco. Benissimo, la voce che avete appena ascoltato è quella di Marco Rondini, l'onorevole Marco Rondini, che ringraziamo per la sua disponibilità oggi a venire qui nel giorno dell'Epifania, in cui giustamente tutti sono a casa a far festa. È venuto qui con noi a parlare
a renderci edotti di ciò che è la sua idea, il suo disegno di legge, quello che sta portando avanti la sua battaglia all'interno del Parlamento e fuori anche nelle piazze insieme alle associazioni dei familiari delle vittime delle strade. Ecco, questa è una cosa che sicuramente Marco ti fa onore e noi di Radio Padania Libera ti saremo sempre vicini, e qualora tu vorrai tornare a parlare di questo argomento con noi in diretta ai nostri microfoni, sai che la porta è sempre aperta e soprattutto il nostro cuore, il cuore degli ascoltatori è pronto a sostenerti per questa tua importantissima battaglia. Andrea, lascio a te i saluti di chiusura per questa trasmissione speciale. Allora, anche oggi abbiamo concluso, quindi buona Epifania a tutti, passatela al meglio, dato che domani tanto la maggior parte andrà dal dentista, vista quantità di dolci, e niente, ringraziamo ancora una volta Marco Rondini, grazie di essere venuto oggi in trasmissione, ringraziamo il dottor Boschini per il suo intervento, il nostro regista Roberto Colombo, ringraziamo tutti i radioascoltatori che sono intervenuti, tutte le chiamate che hanno arricchito la nostra puntata. Fra pochi minuti tutte le migliori repliche della settimana, e da domani finalmente ritornerà il consueto palinsesto di Radio Padania Libera. Un abbraccio, un saluto anche da parte mia, che sono Alessandro Branduardi. Andrea Dondè. Noi ci risentiamo martedì prossimo dalle 15 alle 16 con Attenti a quei due. Avete ascoltato? Attenti a quei due. Tutti i mercoledì, dalle ore 14.